Buonasera a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a questa seconda proiezione in Italia del lungometraggio Lunarigas, ovvero Donne senza figli. È un piacere enorme per me presentarlo stasera qui a Pisa, dopo appunto la prima proiezione che è stata fatta a Cagliari, quindi un po' a casa. Lunarigas appunto è un termine sardo, significa appunto sono le pecore che decidono nel branco, cioè che non figliano. E non vado troppo oltre nel dire, cioè non voglio fare commenti sul lungometraggio, perché appunto avremo l'occasione subito dopo la proiezione di confrontarci con una delle autrici, Nicoletta Nelsi, perché è qua nella platea, e Marilisa Piga, la seconda autrice, ci segue invece da casa. E ci sembrava quale occasione migliore per presentare questo lungometraggio se non appunto la concomitanza del convegno della Società Italiana delle Storiche, Genere e Storia, nuove prospettive di ricerca, appunto un'occasione per donne da varie parti d'Italia per incontrarsi e per raccontarsi a proposito appunto proprio sulle nuove prospettive della ricerca. Questo lungometraggio non è solo un film, è proprio un lavoro di ricerca con le donne, un lavoro fatto negli anni e quindi con un portato importante di esperienze proprio. È anche un lavoro che ha portato a costruire delle relazioni nei vari punti in cui si è costruito e in cui verrà proiettato, quindi per noi è un onore oggi poterlo presentare. Buona visione e ci vediamo subito dopo per le domande, per il dibattito che speriamo sia ricchissimo. Buona visione a tutte e a tutti. Così l'intima di donne arriva dritta al mio stomaco, perché è una storia che ci interroga tutte noi donne. Penso che sia interessante partire forse da dove viene Lunarigas, da come nasce, come è venuto in mente a tu e a Marilisa di costruire questa narrazione. Devo usarlo anche così, va bene? Marilisa ed io abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 91. Abbiamo fatto tanta radio e un po' di televisione insieme. 10 anni fa abbiamo pensato che volevamo trattare un tema così come quelli che sempre ci erano piaciuti, un po' difficili, per i quali trovare un linguaggio. E abbiamo pensato che le cose che si possono trattare meglio sono quelle che ci riguardano. E sia Marilisa che io abbiamo scelto di non avere figli e quindi abbiamo provato a iniziare a trattare questo argomento. Però questo era 10 anni fa, questo la dice lunga sulle difficoltà incontrate nel tempo, che ci è voluto per arrivare adesso ad avere questo. Vorrei dire che Lunarigas non è solo il lungometraggio che avete visto, ma è un progetto multimediale che si trova in rete, è un webdoc e il webdoc è una specie di archivio della quantità di materiali che abbiamo raccolto. Noi abbiamo incontrato circa 300 persone, abbiamo qualcosa che assomiglia a 600 ore di girato. E quando si è trattato di tirarne fuori, come avete visto adesso, 72 minuti, insomma è stato molto difficile, perché poi noi eravamo affezionate a ogni minuto, insomma era stato così frontale, così empatico, e noi ci siamo messe davvero con tutto il nostro corpo davanti alle persone che incontravamo e la generosità delle testimonianze, dei regali che le persone ci hanno fatto. Dico persone perché oltre alle tante donne abbiamo incontrato anche alcuni uomini, poi se volete parliamo di questo. E ci sembrava molto difficile fare questa selezione. Fare un film vuol dire tagliare degli spezzoni
cosa sono questi 40 secondi, 20, su una conversazione che poteva essere durata un'ora, un'ora e mezzo. Allora sono disponibili e man mano stiamo aggiungendo al nostro webdoc che si trova in rete, lunadigas.com, lo trovate molto facilmente. Ci sono tutte le testimonianze, ci saranno, questo è ancora un po' un progetto perché i tempi sono lunghi per fare queste cose, però ci saranno integrali le testimonianze che abbiamo raccolto. Il bello di questo webdoc è il fatto che ognuno di voi può essere regista del suo film a questo riguardo, perché ci si può spostare da un contenuto a un altro con una certa facilità. Questa narrazione, questo lavoro che siete riusciti a costruire, voi vi siete messi in gioco pienamente appunto con i vostri corpi per costruire questo mosaico, voi con le donne che avete incontrato. Credo che, come dicevamo prima, sia un lavoro che va ad interrogarci un po' tutte. A me oggi sembra naturale parlare di questa tematica perché da quando abbiamo iniziato a ragionare di Lunadigas con voi per la promozione eccetera stiamo parlando tantissimo, quindi questo ci racconta anche quanto sia effettivamente una tematica tabù di cui avevamo forse un po' tutte bisogno di liberarci e di parlarne. Ma essendo voi anche di questa generazione, volevate anche, avete trovato come una sorta di fallimento rispetto a una liberazione che si pensava, cioè come è possibile che oggi sia ancora tabù parlare di queste cose in Italia? La nostra esperienza è stata che quando abbiamo pensato adesso proviamo ad affrontare questo tema, Marilisa ed io ci abbiamo messo almeno 2 anni per maturare il come. Abbiamo fatto delle pensate pazzesche, comprese quelle di fare i primi incontri con una telecamera nascosta. Ci sembrava quasi impossibile, anche perché tutte le donne erano tutte amiche. Le prime a cui abbiamo chiesto di testimoniare ci hanno detto tutte di no. Cioè, sì, te la racconto, stavano al telefono 2 ore, bene, veniamo con una telecamera. No. Quindi non è stato facilissimo. Quando poi abbiamo iniziato realmente ad incontrare le persone, abbiamo cercato di incontrarne di generazioni differenti e, come avete visto, di incontrare anche le madri, di sentire le motivazioni. Insomma, Lunadigas vuole tutto fuorché dire non madre è bello, vuol dire, e qui ripeto la frase che forse ci ha incoraggiate sempre moltissimo a Marilisa e a me, finalmente se ne parla, e lo dicevano soprattutto le giovanissime. Questo ci ha dato man mano la benzina per andare avanti in questo progetto. Forse faccio ancora una domanda, poi lasciamo un po' la parola al pubblico. Scusami Deborah, forse quello a cui non ho risposto, tu mi chiedevi, sei rimasta un po' delusa che magari rispetto... certo, io faccio parte di quella generazione che ha detto no alla famiglia con molta decisione e faccio parte di quella generazione che si è incontrata moltissimo nei cerchi femministi, che ha imparato a parlare insieme, così forse queste sono così abitudini un po' che mi mancano. Voi tra l'altro volete raccontare appunto non solo le storie delle donne che non hanno avuto figli, ma anche in realtà aprire un dibattito importante che è quello delle donne che li hanno avuti figli, ma che come hanno vissuto poi la maternità. Ci sono alcune delle donne che testimoniano un po' questo, no? E una cosa importantissima che credo riassuma un po' il lavoro è proprio la testimonianza di questa donna teologa che dice lo scarto nella storia, proprio il fatto che ci sono sempre state, la differenza appunto è chi la storia l'ha vissuta e chi la storia l'ha scritta. Le donne l'hanno sempre vissuta ma non l'hanno mai scritta, quindi con questa testimonianza si fa un lavoro anche di trascrizione, un po' di memoria, no? della storia delle donne. A me interessa anche sapere qual è stato un po' il feedback degli uomini, ma magari ne parliamo dopo. Invece volevo sapere rispetto ai monologhi impossibili, che è un gioco di parole che viene appunto da una trasmissione radiofonica. E come
come l'avete pensata, come l'avete scritta questa storia sui monologhi impossibili delle donne? Allora, l'ispirazione viene dagli anni 70, anche quello. Forse qualcuno di voi ricorda le interviste impossibili che la radio ha trasmesso, erano delle cose per le nostre orecchie fascinosissime. I monologhi impossibili di Lunadigas li ha scritti un uomo, li ha scritti Cici Borghi, volendo interpretare e mettere in bocca a donne del passato che non si erano espresse su questo punto la loro testimonianza. Ne abbiamo raccolte circa un'ottantina, Cici adesso ne ha editate 52 e questo dovrebbe essere un'altra parte del progetto Lunadigas, sarà speriamo un libro e un audiolibro. Quindi dopo la fine che cosa succede? No, Lunadigas non finisce e noi siamo proprio ostinatissime nell'idea che questo è un argomento del quale dobbiamo parlare, dobbiamo continuare a parlare e tutto quello che desideriamo è che questo lavoro non rimanga nei nostri cassetti, quindi ecco, invitiamo anche le persone che sono qui stasera, noi abbiamo una pagina Facebook, abbiamo un sito, qualsiasi contributo è assolutamente ben accetto, da una testimonianza scritta che arricchisca la collezione a suggerimenti per dove può sembrare opportuno proiettarlo e insomma crediamo veramente che possa essere un enzima, aiutateci a continuare a crederlo. Lascio la parola a voi, approfittando appunto della presenza di Nicoletta. Ci sono domande, curiosità, spunti, riflessioni. Allora vi racconto che abbiamo incontrato alcuni uomini e pochissimi avevano qualche cosa da articolare. E questa sembra una scelta molto delegata alle donne. E abbiamo provato, non so, abbiamo incontrato Monio Vadia, Eri De Luca, li vedrete nel webdoc se avrete la curiosità, trovate tutto un edificio dedicato agli uomini. Però, ecco, mentre ogni donna ha una cosa da raccontare, Marilisa dice che ogni testimonianza è unica come le impronte digitali di ogni persona, ci è sembrato da presto che gli argomenti degli uomini fossero veramente molto pochi. Quindi se ci sono uomini che hanno da dire di più, benissimo accolti e accetti. Sono un uomo. Uomo anche padre. Si posso dire semplicemente, mi sembra un argomento e anche per noi che siamo genitori, come possiamo essere noi come voi? Il fatto è che anche dal punto di vista di chi è genitore, noi soffriamo, cioè se abbiamo perso qualcosa, facciamo molto di male, abbiamo molto da imparare da voi, mi sembra. Altre domande, curiosità? Salve, mi era venuta un po' una domanda, visto anche l'argomento trattato, perché dire che come donna io non finisco, cioè la mia funzione non è riprodurmi, la mia funzione, io non finisco il mio passaggio qui sulla terra una volta che ho fatto un figlio, vuol dire anche dire che io mi riprendo la mia sessualità, che io vedo la mia sessualità in un'altra maniera, la mia sessualità non è solo riproduttiva. Perché non si è parlato di sessualità in questo documentario?
Inghilterra e recentemente in televisione e anche sui giornali è stato riportato un caso di una ragazza musulmana di 24 anni che ha avuto un bambino, e grande felicità perché è andata contro le previsioni mediche, in quanto aveva avuto un tumore e le era stato detto che non avrebbe potuto avere figli, aveva avuto pure chemioterapia quando era piccola. Ha avuto molta visibilità questa cosa e adesso appunto si dice dal punto di vista medico, si dice avevano congelato le sue uova quando aveva 9 anni, cosa che non si pensava avrebbe funzionato, eppure ha funzionato. Allora, questo ha avuto molta visibilità e adesso si parla molto nei giornali di questa cosa. Allora stavo pensando come queste notizie di proiezione, di sollievo anche di questa mamma disseminano molto quest'idea di cercare di prevenire a tutti i modi una maternità fallita, ecco, anche a livello di bambine, a livello di questo spauracchio, ecco, questo è un elemento medico che comunque si aggiunge alle pressioni della società. C'è una domanda per Sì, io ringrazio, è un commento che volevo fare. Io ho vissuto gli anni del 77, tutto il discorso delle donne, mi sembra di aver ritrovato la stessa sincerità, la stessa voglia di mettersi in gioco anche adesso. Volevo sottolineare una cosa, che alcune cose sono passate, altre sono tornate indietro e ci sono nuove trappole. La trappola della fecondazione, la trappola della maternità surrogata, sulle quali ho sentito dei discorsi di donne, secondo me, abbastanza pericolosi. Per cui bisogna andare avanti a pensare. E poi mi spiace che, non so, forse ci sono dei gruppi di uomini che lo fanno, quanto poco gli uomini prendono coscienza non della maternità, ma del loro essere in una relazione con l'altro e con la donna. Lo so, forse lo stanno facendo gli omosessuali, gli uomini eterosessuali non lo so. Comunque grazie. Buonasera, vi ringrazio per la proiezione. Niente, questa proiezione mi ha fatto venire voglia di raccontare una storia personale. Io vivo in Polonia e sono mamma, ho scelto di essere mamma forse in modo un po' incosciente, ho partecipato alle manifestazioni in Polonia, quelle della Czarny Protest, in cui le donne hanno lottato per il diritto all'aborto. E nulla, questa sera mi sono sentita, essendo io una mamma tipica, viaggio molto, tendo a lasciare molto la mia bambina, studio qui a Pisa, mi sono sentita molto più vicina alle Lunadigas che alle mamme tradizionali. E in questa mia esperienza di maternità tante volte ho sentito la pressione, il peso psicologico che un po' la società ti fa sentire. Sei una mamma tipica, sei una mamma sui generis, non dai a tua figlia una educazione tradizionalista. Secondo me anche per questo bisogna lottare ancora tanto, per far capire che essere madre, cioè che ciascuno può vivere la maternità come una scelta e dare il taglio che preferisce. Io trovo che per una madre ci siano moltissime pressioni psicologiche, moltissime. Quindi... Io invece volevo dare una testimonianza di positività, no? Nel fatto di non aver avuto figli, è una scelta che ho sempre sentito dentro di me fin da piccola, quindi addirittura le bambole le guardavo proprio male, addirittura a volte proprio le nascondevo, le trattavo male, cioè non mi interessava, a me piacevano i giocattoli di mio fratello, anche perché appunto anch'io come all'inizio del film mi sono messa a ridere subito, mi sono sentita molto maschiaccia subito, no? E la cosa bella che mi capita tutti i giorni è che io faccio un lavoro
dove incontro persone svariate durante la giornata, quindi quasi tutti mi domandano: ma lei è sposata? Ma lei, che è una bella signora? No, guarda, io sono signorina. Ma allora, ma quindi lei non ce l'ha una famiglia, non ce l'ha un marito, un compagno? No, io ho già fatto tutto, guardi, lasci stare, a parte i figli, per l'amor di Dio. Che ne fa? Lui o lei? Ah sì, lei non ha figlie. No, ha fatto bene. Ecco, questa è la tipica espressione che io sento continuamente uscire proprio dallo stomaco delle persone, come se, al contrario di un'immaginazione, fosse proprio un'invidia, capito? Mi invidiano come una macchina. Sarà proprio perché lo vedono, che glielo dico di un convinto al 100%, che vedono nei miei occhi il mio senso di libertà totale, capito? E quella ha fatto bene. Sembra quasi un'invidia e una voglia di: mamma mia, potessi sopravvivere anch'io in questo momento. Quindi, cioè, non siamo sole. Anche dall'altra parte, secondo me, magari non lo sappiamo vedere, ma siamo molto invidiate. E allora grazie per questo film, per questo documentario che mi è piaciuto molto. Tra l'altro conosco anche un po' di gente che avete intervistato, quindi mi ha fatto anche sorridere, rivedere le persone sullo schermo. E io volevo dire questo: quando si dice che una donna che non ha figli non ha produttività o non è produttiva, come a un certo punto viene fuori, non è assolutamente vero, perché la produzione di una donna non è soltanto fare figli, insomma. Si possono fare un sacco di altre cose se uno non ha figli, anche avendo figli, ma comunque non avendone si possono fare tantissime altre cose. Si possono scrivere libri, si può fare musica, si può fare arte. Molte delle persone che avete intervistato, non so, Valeria Viganò per esempio, scrive libri. Mi ricordo una frase di Amélie Nothomb, che è questa scrittrice belga che sforna letteralmente un libro ogni 6 mesi, qualcosa del genere, e lei dice: io ho 28 figli, 29 figli, 30 figli, a seconda dei libri che ha scritto. Insomma, c'è questo come produttività, no? Ti volevo chiedere una cosa, visto che hai accennato nel documentario il discorso delle alcune rivendicazioni dei nuovi femminismi nel senso di ricreare famiglie, penso soprattutto alla GPA, ma non soltanto. E volevo capire se su questo voi avete avuto modo di riflettere, anche appunto magari avendo fatto parte di un altro femminismo che c'è stato, insomma, in passato, e rispetto a queste rivendicazioni che personalmente mi trovano molto mi fanno sorgere tante domande, ecco, quando vedo che alcune rivendicazioni secondo me vanno nel senso di creare proprio quello stereotipo della donna che deve avere figli, e quindi anche nuove famiglie che dovevano essere diverse, che volevano rompere con un certo tipo di patriarcato, cercano proprio quello. E quindi mi interrogo se forse, non so, c'è stato un gap culturale, cioè dov'è che è mancata la comunicazione forse tra alcune rivendicazioni del passato e quelle attuali. Volevo capire se su questo avete avuto modo di riflettere e cosa è venuto fuori. Complimenti, mi è piaciuto tantissimo il film, però da brasiliana, cioè quel Brasile lì, insomma, come mai, parlando di stereotipi anche, cioè il Brasile, insomma, il problema sono gli stessi, è anche, cioè, deciso di parlare anche di Italia, di magari andare oltre e andare in Brasile, e, cioè stendere il progetto lì, perché siamo le stesse ragazze. Io vi ringrazio di tutte queste sollecitazioni, non ho risposte per nessuna, se non che Menadigas vuole proseguire, vuole continuare a farsi domande, a trovare insieme delle risposte. Il nostro mestiere è quello di collezionare e di proporre. E io sono molto contenta di essere qui con voi, ma non ho risposta per nessuna delle cose che dite.
così come noi non ci siamo mai messe con giudizio di fronte a nessuno, la nostra è una grande collezione. Naturalmente, ecco, il passo che si fa dal webdoc al film è quello della nostra scelta su questo grande materiale. Ma cosa ti posso dire? Che l'amica brasiliana ha voluto dire così e ha potuto dire così. Io so bene, insieme a Marilisa l'abbiamo detto, ed è uno dei nostri progetti, il fatto è che questo lavoro è ancora molto italiano. Noi non vediamo l'ora di trovare le risorse, tutto quello che vedete noi l'abbiamo fatto con una microscopica casa di produzione indipendente, quindi vi potete figurare che i temi collegati all'impossibilità per adesso di allargare molto la cosa sono di vario tipo, però l'intenzione è proprio quella. Quando diciamo l'Unadigas non finisce, siamo convinte di avere delle aree larghissime che andrebbero ancora incontrate, sciolte, capite, e basta. Io non ho proprio risposte per nessuno, forse le avevo. No, io mi auguro che questo Lunadigas giri, perché quello che abbiamo, come abbiamo un po' aperto anche l'introduzione, diciamo, Lunadigas ha avuto la forza, la potenza appunto di costruire anche reti di donne che si interrogano su queste tematiche, sul fatto di essere lunatiche, e quello che speriamo è che Lunadigas possa girare, quindi veramente approfittate dell'opportunità che Nicoletta sia qua anche per poter programmare delle proiezioni in altre città. Stiamo cercando di portarla, lei e Marilisa se potranno, a Tunisi per esempio, perché appunto sono tematiche poi che sono molto transnazionali, quindi che ci toccano un po' tutte, che sarebbe interessante discutere anche altrove.